Un blackout durato quasi 2 giorni. Tutto giovedì 9 e parzialmente venerdì 10 gennaio molti utenti non hanno potuto ritirare i farmaci presso le proprie farmacie a causa dei sistemi informatici gestiti da Sogei che sono andati in blocco. Per il Veneto il problema è stato acuito dalla completa dematerializzazione delle ricette, che di fatto impedisce in questi casi al farmacista di erogare i farmaci prescritti dal medico. Ci sono state decine di persone anche nella mia farmacia, quindi stiamo parlando sicuramente di centinaia, migliaia di persone che si sono trovate ovviamente nel disagio di aver bisogno del farmaco e di non riuscire ad averlo. Fortunatamente la cosa poi si è risolta nel giro di un giorno o due e quindi abbiamo cercato di venire incontro ai pazienti o di indirizzarli dal medico di famiglia compatibilmente con le possibilità della situazione, in modo da avere una ricetta e poter erogare il farmaco. È un problema che si è presentato altre volte in passato questo? Allora, questa volta il problema è stato significativamente pesante perché è durato un po' a singhiozzo per 48 ore e ha coinvolto tutta Italia. In passato è già successo per un problema simile che però dipendeva dal sistema informatico regionale, quindi era limitato alla regione Veneto. Un incidente del genere cosa insegna e cosa vi porta a richiedere? Ma quello che insegna è che l'informatica e la digitalizzazione sono senz'altro il futuro e dobbiamo guardare in quella direzione, però è fondamentale, soprattutto in un ambito delicato come quello sanitario, che il sistema sia perfettamente efficiente. Oggi la Regione Veneto sta sperimentando un sistema che ha degli indubbi vantaggi, che è quello della completa dematerializzazione della ricetta, che è un sistema sperimentale a cui hanno aderito molti medici di medicina generale e che consente al paziente di non passare fisicamente dal medico di famiglia a ritirare la ricetta nelle terapie croniche. Però questo sistema ovviamente nel momento in cui viene ad andare in blackout comporta l'impossibilità di erogare il farmaco, quindi il paziente che ha magari delle urgenze nei fine settimana, la sera, nei giorni festivi, si trova impossibilitato ad accedere al farmaco cronico che utilizza.